Preoccupa più quella che può essere la reazione a un vaccino piuttosto che la malattia vera e propria. E la drammatica conseguenza di questo timore, tanto diffuso quanto infondato secondo gli esperti, è purtroppo evidenziata dagli allarmanti numeri sull'influenza killer. Il sistema di sorveglianza attivo in regione ha appena dovuto aggiornare la sua triste contabilità. L'iniezione dell'antidoto fa così tanta paura da lasciare tragicamente esposti al virus anche i soggetti a rischio, con un'età media di 64 anni. Siamo arrivati a 38 decessi. Abbiamo raggiunto un record storico negativo naturalmente perché negli ultimi 10 anni non si era mai verificata una mortalità così alta. Per sensibilizzare i cittadini scatta così un piano di comunicazione regionale a sostegno della prevenzione delle patologie infettive prevenibili con le vaccinazioni. Al via 2 campagne informative, l'una per gli operatori sanitari e l'altra per l'utenza esterna, che sarà agganciata anche grazie al nuovo portale Vaccinarsi in Veneto. La vaccinazione è un diritto a cui noi dobbiamo aderire per non incorrere nelle malattie ed anche un dovere, perché vaccinandoci creiamo immunità e i virus e i batteri non circolano e non determinano le epidemie. La raccomandazione è stata lanciata a Conegliano, dove è stato annunciato pure il passaggio dallo storico PAP test al nuovo HPV-DNA, che da fine aprile sarà gradualmente esteso su scala regionale per anticipare la diagnosi di tumore della cervice uterina. A testare la novità sarà l'ULS 7, azienda scelta per le ottime performance registrate nella popolazione. Accettare un programma di screening che consente di evitare di ammalarsi di tumore in futuro. Prevenire è meglio che curare. Una volta a regime il nuovo esame sarà proposto alle donne di età compresa fra 30 e 64 anni, ma potrà essere chiesto anche dalle altre nei centri Polo di Padova, San Bonifacio e Treviso. La tecnologia l'abbiamo, come abbiamo visto è centralizzata in 3 grosse aree perché abbiamo bisogno anche di numeri e competenze ovviamente, ma da questo test non sarà escluso nessuno.